Quali sono le caratteristiche dell'azienda Polvanera? Polvanera è un'azienda giovane, nasce questo progetto nel 2000, proprio piantando i vigneti, cioè da zero completamente, però in un territorio molto vocato che è più o meno al centro della Puglia. Ci troviamo un po' sulla Murgia, a ridosso della Murgia, quindi in un territorio abbastanza difficoltoso per quanto riguarda la viticoltura, però molto interessante nei risultati. Noi principalmente deteniamo la coltivazione del primitivo Girone del Colle, ma in più ci stiamo specializzando sulla coltivazione di altri vitigni tipici autoctoni abbastanza antichi, tra cui il Minutolo, molto interessante come uva bianca, il Marchione come uva bianca e l'Aleatico. L'Aleatico quasi scomparso dalla Puglia, sta riapparendo in maniera molto interessante nelle sue diverse versioni, da dolce naturale a rosé. Essere al Vinitaly oggi che cosa significa? Il Vinitaly è un appuntamento importante per i viticoltori italiani, perché è l'unico modo dove ci si ritrova facilmente, in maniera molto semplice, no? Sono 3-4 giorni molto importanti per noi, perché avvengono questi scambi culturali, scambi tra produttori, scambi con l'informazione, quindi è importantissimo per noi, devo dire. Qual è il futuro della Puglia dal punto di vista vitivinicolo secondo lei? La Puglia ha sempre avuto una grande storia vitivinicola, anche se in passato un po' tragiversale, nel senso che si facevano tante produzioni non molto interessanti. Oggi invece la Puglia è forse una delle regioni più rappresentative dell'Italia, abbiamo dei vini veramente interessanti, buon rapporto qualità-prezzo ed è quello che oggi il mercato richiede. Ci vuole qualità e chiaramente anche prezzo per poter affrontare questi momenti molto difficili dell'economia. Però nello stesso tempo c'è un portafoglio di varietà autoctone molto interessanti, non solo vini rossi ma anche vini bianchi molto interessanti. Qual è la differenza tra qualità e quantità? La qualità è quello che riesce a esprimere il territorio alla fine. La qualità ti permette di andare avanti, non tramonda mai. La quantità è solo un momento della storia che va un po' dimenticata per noi pugliesi, penso.